Tarvisio. Uno spazio desolante dove era il cinema Cristallo. Una lettera di Maurizio Narcisi, pubblicata sul Messaggero Veneto il 4 novembre del 2001. C'era una volta un luogo dove i sogni parevano avverarsi e la realtà confondersi. Un posto familiare, dove la fantasia poteva librarsi leggera. Un mondo estraneo al mondo, dove dal buio, improvvisamente, esplodeva una luce, e con essa le immagini, i suoni, le parole e a seguire i brividi, le lacrime, le risa e le care malinconie. Tutte le emozioni che gli esseri umani sono in grado di ricevere. C'era una volta, a Tarvisio, un cinema che recava un nome che era come una profezia. Si chiamava Cinema Cristallo, e fu proprio con la fragilità di un cristallo che andò in frantumi, generando milioni di schegge che si riflessero nella memoria dei giorni in cui il rito dell'andare al cinema era vissuto in modo assai diverso dall'oggi. I nomi, quasi sempre, possiedono una verità celata. Quasi mai, pur inconsapevolmente, vengono dati a caso. Sono trascorsi quasi 20 anni da che il cinema Cristallo, nell'indifferenza culturale che risuona nella mente di taluni, si spense di morte prematura. Una dipartita resa incivile e indecorosa, dopodiché il nulla regnò sovrano sulla spenta ragione. Il cinema Cristallo fu sopraffatto dalla crisi in cui versò il mondo della celluloide nei primi anni '80, ma fu martoriato dall'inefficienza operativa degli uomini, incapaci di gestire il valore che esso rappresentava. Ricordo, come fosse allora, gli ultimi mesi di vita, gli ultimi giorni, le ultime ore. Immagino l'attimo in cui il proiettore smise di funzionare per sempre e lo schermo rimase orfano di magia. Ho trascorso interi pomeriggi, di giovani domeniche spensierate, rincorrendo visioni eterne, indimenticabili e assolute. Ho visitato, in certe stanche serate invernali, terre strane e misteriose, con la neve che fuori, soffice e silenziosa, continuava a cadere. Sono cresciuto ed ho appreso, attraversando filmiche stagioni, utili nozioni che poi, alla pari delle migliori letture, mi sarebbero state compagne di vita. Ho cominciato ad amare l'arte cinematografica seduto sulle seggiole in legno del cinema Cristallo. Ho contemplato, con gli occhi di un bambino curioso, il prodigioso momento che nasce dalla pellicola che vive, sospinta da un fascio luminoso. Ogni qualvolta mi trovo a transitare dove era sito il cinema Cristallo, non posso fare a meno di volgere lo sguardo in direzione di ciò che rimane. Uno spazio vuoto e desolante. Ed è una voce dal passato quella che riaffiora. Un lamento che domanda dove venga riposta la coscienza quando certi fatti accadono e perché non venga posto un limite all'ignoranza, ma è un richiamo che già si perde nello sconforto. Un flebile bisbiglio che torna laddove riposano, senza pace, le azioni stolte e prive di comprensione.